Bentornati sul canale dell'azienda agricola Venciu. Come ogni venerdì vi facciamo vedere come siamo organizzati e i vari lavori che dobbiamo fare durante i vari periodi dell'anno. Come vedete siamo alle prese con la pulizia delle componenti della macchina, della vendemmiatrice. Ovviamente abbiamo finito la vendemmia e ora dobbiamo andare a lavare le varie componenti proprio per mantenerla il più a lungo possibile, fare le manutenzioni corrette e tutte le operazioni di rimessaggio in modo tale che poi possa passare l'inverno e essere pronta per la stagione prossima. Ecco, questa è la situazione in cui si presenta la macchina a livello operativo, quindi allestita, pronta per l'uso, vedete, con le tele gialle che sono attaccate nel posto giusto. Cos'è che siamo andati a fare? Siamo andati a staccare, ovviamente a smontare i vari scuotitori, i battitori, e in modo tale che potevamo accedere al vano interno della vendemmiatrice. Quindi abbiamo smontato uno per uno, l'abbiamo messo da parte, li abbiamo lavati con l'idropulitrice con acqua calda e poi ci siamo adoperati nel staccare le tele, quindi tutte quelle pareti di plastica, quindi quelle gialle, che sia da un lato sia dall'altro vanno a chiudere tutta la zona di lavorazione appunto della vendemmiatrice, per cui abbiamo dovuto staccare le varie elastici, corde elastiche che tengono attaccate le due tele da ambo i lati e un po' di dadi che appunto servono per mantenere il tutto bello teso, bello operativo. Questi qua, no? Ora la vendemmiatrice, come vedete, si presenta più spoglia. Andiamo, una volta finito di lavare le tele, andremo a lavare appunto il telaio, le vasche e tutte quelle altre componenti che non abbiamo ancora smontato. In parte andremo a smontare altre cose, per esempio alcuni carter, alcune protezioni dove appunto serve andare a smontarle perché all'interno a volte si va a infilare un po' di mosto, un po' di residui di uva, quindi tutta questa massa che potrebbe andare poi a rendere acido il ferro o acciaio, ma soprattutto il ferro, la parte ferrosa, e andare quindi a corroderla. In questo caso vedete la vendemmiatrice, una volta averle tolto le tele, quindi quei teloni gialli, quindi di fatto spogliata completamente, e appunto per lavare appunto le tele stesse. Ecco, ci manca l'ultimo dado, l'ultima vite qua da mollare per, diciamo, una volta allentata e sfilata abbiamo libero anche questo carterino qui, lo tiriamo via. Da qui possiamo anche accedere un po' di più diciamo, a un vano dove passano le catene. Metteremo in funzione la vendemmiatrice, faremo girare le catene, laveremo ulteriormente il tutto. Ecco, come vedete qui è più accessibile la parte posteriore della macchina. Ora cosa facciamo? Proseguiamo con la pulizia appunto di queste tele. Una volta stese per terra abbiamo passato il detergente e ora stiamo lavando con acqua calda.
Ora dobbiamo andare a sganciare le scaglie, quindi dobbiamo andare a tirar via le scaglie. Non sono altro che formate da delle palette di plastiche. Ognuna di queste palette viene fissata al telaio di ferro, e poi questo telaio, che non è altro che una lunga verga, un tubolare diciamo di ferro, quindi di metallo, viene poi affissato al telaio della vendemmiatrice attraverso la presenza di 4 bulloni per lato. Quindi abbiamo una fascia di scaglie di destra e una fascia di scaglie a sinistra. Ecco, la presenza delle scaglie ovviamente è fondamentale, perché è quello che consente alla vendemmiatrice poi di non perdere l'uva man mano che viene scossa, man mano che cade verso ovviamente il terreno, ma viene intercettata appunto dalla presenza delle scaglie. Le scaglie è molto importante anche in questo momento andare a controllare che siano ancora in buono stato. Ovviamente un po' di usura lo hanno, però ecco, l'importante è che la funzionalità rimanga. Le scaglie è molto importante che abbiano questa curvatura bella morbida e ovviamente non tagliente, per non andare a rovinare i fusti delle viti, ed è importante che abbiano una elasticità nel movimento, e affinché in modo molto veloce possano abbracciare il fusto della vite man mano che la vendemmiatrice avanzi, ma allo stesso tempo possano richiudersi quando è passato il fusto appunto della pianta, in modo tale proprio da non far cadere l'uva, gli acini di uva per terra, e così fanno per ogni fusto che incontrano, quindi si aprono e poi si chiudono man mano. Ovviamente l'elasticità che presentano queste scaglie è molto importante da valutare, molto importante da controllare fine stagione, inizio stagione e durante la stagione, ovviamente, per far sì che la raccolta sia il più performante possibile. Ecco, l'apertura e la chiusura delle scaglie deve essere allo stesso tempo delicata ma anche veloce, cioè delicata perché non dobbiamo andare a sequestrare il fusto all'interno delle scaglie e quindi rischiare di sradicare la pianta al passaggio della vendemmiatrice, ma la pianta deve essere rispettata e quindi il fusto non deve essere aggredito dalle scaglie, quindi morbidezza e delicatezza. Dall'altra parte però deve essere un movimento molto veloce e rapido, sia la chiusura che l'apertura. Perché ovviamente non dobbiamo andare a perdere l'uva raccolta. Ovviamente la delicatezza va anche un po' lavorare bene anche nei vigneti, quelli un po' più giovani, perché ovviamente i vigneti un po' più vecchi, dove le radici sono molto forti, ovviamente tutto questo rischio non esiste, ma magari nei vigneti un po' più giovani, ecco, si potrebbe magari rischiare a volte di ipoteticamente, di andare a fare dei danni, andare a sradicare eventualmente le piante, però magari non sono particolarmente radicate. Per cui ecco, la delicatezza e però allo stesso tempo la tempestività di lavoro delle scaglie è molto 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 importante. Ovviamente, torniamo a ripetere, in questo momento è molto importante andare un po' a vedere, fare un po' un check-up delle scaglie, perché essendo di plastica, quindi un materiale abbastanza morbido, dobbiamo andare a controllare sia appunto che il movimento sia valido, ma sia anche che l'integrità della paletta sia valida, perché ovviamente si va a usurare un po' al passaggio dei fusti delle viti, ma soprattutto gli spigoli vivi dei pali, magari pali di cemento, oppure anche i fili di ferro dei tiranti a fine filare, quando magari la vendemmiatrice è un po' di traverso, quindi magari si impiglia un po' nelle scaglie il filo. Quindi è molto importante andare a valutare se ci sono le condizioni per proseguire una prossima stagione, per proseguire alcuni giorni di raccolta, oppure se eventualmente andare a sostituire uno o due elementi delle scaglie. Ecco, il modo con cui lavorano le scaglie ovviamente fa sì che la vendemmiatrice non può effettuare una retromarcia una volta infilato il filare, perché ovviamente le scaglie si aprono in avanti ma non all'indietro, e quindi una volta appunto infilato il filare è impossibile, senza fare danni ovviamente, fare retromarce. Comunque è impossibile fare retromarce, perché si andrebbero appunto a rovinare le scaglie, perché ovviamente tra il palo di ferro o di cemento e le scaglie ovviamente perde come consistenza, come forza la scaglia, essendo essa di plastica. E quindi ecco, una volta infilato il filare bisogna riuscire ad arrivare in fondo, quindi molto importante valutare, come diciamo sempre, ostacoli naturali o artificiali all'interno dei vigneti, proprio per evitare di dover andare a intervenire in modo drastico sull'impianto per riuscire a uscire dal filare con la vendemmiatrice.
Ecco, allora siamo arrivati alla fine anche di questo video, oltre che della stagione della vendemmia. Poi stiamo registrando questo video, uscirà un po' più avanti, stiamo registrandolo ecco nei primissimi giorni di ottobre, sicuramente uscirà più avanti, però ecco, abbiamo finito la vendemmia ed è super gratificante per noi. Siamo molto contenti ecco di aver potuto utilizzare la vendemmiatrice, che ci ha sicuramente diciamo risolto alcune problematiche proprio nella gestione della raccolta stessa. Ci vediamo il prossimo venerdì con una nuova puntata, iscrivetevi al nostro canale.